Le politiche locali del cibo sono delle strategie che vengono attuate nei territori con l'obiettivo di costruire dei sistemi alimentari più sostenibili, equi e resilienti. Possono vedere protagoniste le amministrazioni locali oppure delle associazioni, dei gruppi di cittadini e cittadine organizzati, delle realtà di distribuzione del cibo su piccola scala o anche su scale più grandi. Le politiche locali del cibo si fondano appunto su delle politiche che in alcuni casi possono essere attuate dalle pubbliche amministrazioni, facendo sinergia tra diversi settori dell'amministrazione che si occupano di tematiche legate al cibo. Proprio questa intersecazione, in qualche modo questo mescolamento tra le diverse politiche è una delle sfide più grandi nella costruzione di una strategia locale legata all'alimentazione sostenibile. Visto che a Padova in questo momento storico ci sono già diversi progetti che stanno cercando di arrivare alla costruzione di un sistema del cibo più equo e resiliente, penso che un primo passo importante e che si sta anche già un po' realizzando è proprio mettere insieme questi diversi progetti, farli dialogare tra di loro e aprire un'arena pubblica di discussione di queste tematiche che raggiunga la cittadinanza in modo da arrivare proprio alla costruzione di una politica locale del cibo. Per il Comune di Padova sviluppare una propria food policy significa sviluppare tutta una serie di politiche che affrontano aspetti diversi ma tutti collegati tra di loro. Questi aspetti sono quello ambientale, con una volontà di ridurre le emissioni climalteranti legate al tema del cibo lungo tutta la filiera, un aspetto di agricoltura urbana con attenzione alla tutela della biodiversità ed una transizione da un modello di agricoltura tradizionale ad un modello di agroecologia, gli aspetti sociali con una lotta all'insicurezza e alla povertà alimentare da un lato e la lotta allo spreco alimentare dall'altro, gli aspetti educativi per i quali è importante che i cittadini e le cittadine conoscano il peso delle proprie scelte, un peso sia nei confronti del mondo esterno ma anche della propria salute, e infine un'attenzione all'aspetto di uno sviluppo socio-economico del proprio territorio nel quale si vuole dare risalto alla filiera corta, ai mercati contadini ed ad una collaborazione tra le realtà profit e no profit del nostro territorio. Le problematiche di essere un'agricoltura a Padova, direi è la considerazione del lavoro che noi facciamo, ma anche informazione, nel senso che spesso molti consumatori si lamentano un po' dei prezzi, però se ci fosse maggiore informazione su quello che costa produrre cibo sano e mantenere la biodiversità, dietro al cibo ci sta tutto il resto, ci sta il paesaggio, ci stanno gli alberi, ci stanno tutti gli esseri viventi che vivono intorno, ha dei costi, e quindi se ci fosse più informazione che considera l'agricoltore, in particolare l'agricoltore biologico all'interno del Comune di Padova e dintorni, la cosa sarebbe più compresa anche dai consumatori. Il ruolo di un gas come il nostro dovrebbe essere quello di rendere consapevoli le persone che c'è bisogno di un'agricoltura di stagione. Un'altra delle sfide è quella di individuare i produttori legati a questa stagionalità. Non sono purtroppo molti. Mettiamo in crisi il produttore che non ci garantisce la quantità di prodotto di cui abbiamo bisogno noi. Un beneficio che il progetto Coltiva Padova può portare a tanti gas, a tutti i gas, è quello di avere i produttori vicino a casa, per cui i nostri soci sarebbero anche interessati ad acquistare e a conoscere questa realtà, e certo che se nascesse una bella rete sarebbe veramente molto importante. Coltiva Padova è più di un progetto, è un'opportunità concreta per ripensare il sistema del cibo a Padova, mettendo al centro il benessere della comunità, la sostenibilità e le relazioni. È un progetto reso possibile dalla collaborazione del mondo agricolo, del mondo della ricerca, della pubblica amministrazione e della società civile. L'obiettivo è offrire alla cittadinanza cibo di qualità e accessibile e far sì che l'agricoltura sostenibile diventi un punto di forza. Insieme possiamo trasformare le sfide di oggi in soluzioni per domani.